sono diverse comunità di stranieri a Mestre che si stanno organizzando con delle ronde proprie. I ragazzi del Bangladesh sì, sono già attivi. I cinesi ne stanno parlando e io mi sto rivolgendo a qualcos'altro A che cose? di innovativo ma antico, Cioè? la NSS, Nigerian Security Street, che almeno loro ci proteggono, non fanno tante domande, non chiedono documenti, chi dà fastidio lo prendono e se lo portano via. Chiedere sicurezza ai nigeriani come ultima possibilità di una vita tranquilla in via Piave. Volto noto tra i ristoratori di quest'area di Mestre, Ernesto Rosapepe non è nuovo a certe provocazioni. In prima linea contro spaccio e degrado gestisce un locale accanto ai giardini, un peso che sta diventando sempre più gravoso. Perché purtroppo se Roma non cambia, grazie al prefetto che viene qui a trovarci, il questore precedente, signor Mascofinto, bravissime persone, in gamba, in gambissimi, però non riescono a fare niente se Roma non cambia. Questa sicurezza nigeriana come funziona? Funziona che li chiami quando hai bisogno e dopo gli dai un regalo e finisce là. Pagare un pizzo o dare regali perché un gruppo di persone non meglio identificate offrano protezione da altri sbandati o malviventi non è un'attività legale e in tal senso non è in alcun modo giustificabile. Bisogna però anche calarsi nell'esasperazione quotidiana di chi ogni giorno, di ogni settimana, di ogni mese, di ogni anno deve trovarsi a fronteggiare una situazione difficile. Ma lei potrebbe farlo, lo vorrebbe fare, diciamo, è una provocazione quella che sta dando. Era una provocazione, ma piano piano sta diventando sempre più seria. Che a me mi minacciano ogni giorno perché io mi metto fuori, la gente la mando via dal mio locale. L'altro giorno è stata aggredita una mia dipendente fuori servizio e lui è fuori che fa gestacci. Precedentemente la stessa cosa con un altro e altri ancora. Io non ho paura, però così, svendere l'Italia così, guardi, è normale che l'Europa ci guardi in un modo diverso.